faccio scorrere il tempo, lo faccio scorrere e cammino. Vedi, cammino, lo vedi come cammino, che non mi posso agitare, non mi posso agitare. L'opera è ancora qua. Noi siamo a Prendi l'Arte, mettila da parte, insieme al museo e siamo qua. Che aspettiamo? Che aspettiamo che l'opera d'arte che è al museo se la compri qualcuno. I musei per questo ci sono, perché le opere non si vendono. E nel frattempo l'opera che fa? Si adegua ai tempi. La Gioconda con mascherina, ma ti rendi conto? E si svaluta, perché adesso ve la diamo ad un prezzo stracciato. Signori miei, un prezzo stracciato. 1 milione di euro e 21 milioni per la spedizione. Stracciato, ma non sento le telefonate, non le sento. E invece noi di Prendi l'Arte e mettila da parte, che non posso gridare, che non abbiamo un museo, che mi verrebbe voglia di, non lo so, di fare dalla gioia, dalla pellicola. Non abbiamo un museo perché non ci serve, perché dal momento in cui arriva un'opera, tac, è venduta, perché te la compri tu, perché ci caschi, perché truffi te, lo capisci? Vieni qua che abbiamo oggi un'opera, signori miei, opera che somiglia tanto, signori miei, alla Venere di Urbino ed è un misto fra la Venere di Urbino e Maya Desnuda. Lo capisci che... guardala là, che adesso lei percepisce, c'è il sole e percepisce. Questa non la puoi toccare, questa qui non la puoi toccare, è dipinta, olio su tela. E allora? E olio su tela, è rimasto là. Questa la possiamo... Guardate, signori miei, guardate come si muove. Te la faccio toccare con mano. Perché io all'arte ti ci faccio mettere le mani dentro. Tu quello non lo puoi toccare, perché ti avvicini al museo e dico no, non lo tocchi, non lo può toccare, devi stare a 15 metri, 20 metri di distanza, la devi guardare col binocolo. No, signori miei, guarda cosa ti combino, che ti faccio toccare il quadro, te lo faccio toccare con mano. Io ci entro dentro il quadro, capisci? E mi arrabbio perché non posso gridare. E mi do le testate, me le do le testate perché io, vedi come mi ridurrò, così mi ridurrò, ma te lo venderò, io ci parlo col quadro, come stai, come ti chiami, e lei mi risponde, capite signori miei? Questa è la forza di non avere, e le sento già le telefonate, lo senti come arrivano, il prezzo è modico. Ecco, questo quadro che è munito, come vedete, di acciaio inox 1810, signori miei. Quando qua ci mettete l'uovo fritto qua dentro a 360 gradi, l'uovo non si appiccica e io questa te la do, è una batteria solida, ma questa è un'altra cosa. Te la do, questo tutto compreso, te la do compreso di forbici, acciaio inox 1810, e la statua che è il quadro che è bellissimo, te lo do a 1.000 euro più 21.000 di spese di spedizione. Signori miei, arrivo, ecco qua, prendo l'arte, ho preso l'arte, sì. Venduto, l'abbiamo venduto, signori miei, un applauso. Prendi l'arte, mettila da parte, una volta che ci avrai conosciuti, no? Mai più. Vuoi un cappuccino? Eccetera. E perché io sudo. E tu... Vabbè, va.